Buongiorno, stiano comodi. Grazie. Presenti in aula gli avvocati Amato, Fichera, Franco Russo, l'avvocatessa Dionisi. Possiamo procedere? Sì, Presidente, cominceremo con l'ispettore Fonti, che era uno di quelli che, come anticipato ieri, doveva venire venerdì, che però appunto per ragioni connesse al suo stato di salute non può venire domani e quindi lo citeremo, lo sentiremo oggi. Bene. L'avvocato Fichera sostituisce i difensori non presenti al momento in aula. C'è l'avvocato Romano. Introduciamo il test. Fonti Giuseppe. C'è la comunicazione, per favore, sulla seconda. Sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sesta cella a destra. Signor Presidente, ci devo parlare. Chi è lei? Posso venire là? Non ho capito. Come si chiama lei? Strano Mario. Signor Strano, stiamo introducendo un testimone. Dopo la testimonianza, quando finisce questa testimonianza, la faccio venire qua. Va bene. Si accomodi. E l'ispettore di polizia, mi pare, Fonti? Giuseppe. Giuseppe, lei è stato già qui, ha testimoniato una prima volta, è sempre tenuto dal Centro operativo di Catania. Prego? Centro operativo, direzione investigativa antimafia di Catania. Sì, stavo dicendo che è sempre tenuto dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza e il pubblico ministero può procedere. Ispettore, lei innanzitutto dove presta servizio? Attualmente presso la direzione investigativa antimafia di Catania, centro operativo. Da che data? Dal 16 gennaio 93. In precedenza dove ha prestato servizio? Criminal Pol, centro interprovinciale Criminal Pol Sicilia orientale. Nell'ambito delle indagini relative alla vicenda cosiddetta del Viale Ionio, lei ha svolto accertamenti particolari con riferimento quindi alla famiglia Santa Paola? Alla fine dell'estate del 1991 nel nucleo centrale anticrimine di Roma, oggi denominato Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, e la Criminal Pol di Catania iniziarono un'attività investigativa al fine di cercare di individuare tutte le persone che in qualche modo favorivano la latitanza del noto Santa Paola Benedetto
e di addivenire quindi alla cattura dello stesso Santa Paola. In particolare proprio in quel periodo furono attivate una serie di intercettazioni telefoniche che vennero seguite direttamente presso il nucleo centrale anticrimine di Roma di personaggi che in qualche modo fossero legati o per parentela o per precorse attività investigative con la famiglia Santa Paola. Nell'ambito di questa attività che si protrae fino al rapporto alla CNR denominata Santa Paola Benedetto più 29, io facevo parte appunto della Criminal Poll insieme a altri colleghi e furono effettuate tutta una serie di attività che portavano pure degli accertamenti per fatti avvenuti presso il Viale Ionio. Ecco, qual è il tipo di accertamento in particolare, se ce n'è qualcuno in particolare che lei ricorda, oppure poi le farò la domanda io specificatamente. Lei di che cosa in particolare si è occupato? Allora, diciamo questo gruppo di lavoro era appunto, come dicevo prima, era diviso in due tronconi. Un troncone che stava a Roma, di cui facevano parte appunto per la maggior parte tutte persone del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, che si occupava dell'ascolto telefonico e di tutti i dati che emergevano dall'ascolto telefonico. E il gruppo che lavorava a Catania, che si occupava di tutta la parte diciamo tecnico-giuridica che era relativa alla proroga delle intercettazioni, la richiesta per nuove utenze telefoniche, lo sviluppo delle targhe o di eventuali altri dati che emergevano dalle intercettazioni. Lei ricorda in particolare un controllo effettuato nell'agosto del 1992 nei confronti di due persone, tra cui una era Santa Paola Vincenzo, figlio di Benedetto? Sì, pochi giorni prima del Ferragosto del 1992 io insieme ad altri colleghi transitavamo casualmente per il viale Mario Rapisardi, all'altezza del civico, se non ricordo male, 16, dove è ubicato un istituto di credito, proprio di fronte alla scuola Salesiani San Francesco di Sales. Notavamo Vincenzo Santa Paola, figlio di Benedetto, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata. Subito bloccavamo la macchina e controllavamo il Vincenzo Santa Paola. Lo stesso ci dichiarava che si trovava... Mi scusi, era da solo o era in compagnia? Era da solo, a bordo della motocicletta. Lo stesso subito, al momento del controllo, dichiarava di essere in compagnia di altro ragazzo, che poi successivamente veniva identificato per Faro Antonino, che si trovava all'interno dell'istituto di credito per riscuotere lo stipendio, essendo un infermiere presso l'ospedale Garibaldi di Catania. Provvedevamo a controllare i due giovani facendo anche i dovuti accertamenti al terminale della questura e tutti e due risultavano non pregiudicati, ad eccezione di lievi precedenti per reati militari da parte del Faro. Chi aveva questi precedenti? Il Faro Antonino, solo per reati militari. All'atto del controllo effettuavamo pure la perquisizione dei due giovani. A Santa Paola Vincenzo veniva trovata un'agendina telefonica. Provvedavamo in sua presenza a trascrivere i numeri telefonici, cioè in presenza del Santa Paola, sì, in attesa della risposta della questura per quanto riguardava appunto eventuali pregiudizi penali. Trascrivevamo i numeri di telefono contenuti nell'agendina e riconsegnavamo l'agendina allo stesso Santa Paola. Ecco, vuole dire alla Corte quali sono i numeri telefonici che erano indicati nella agendina e quali sono gli intestatari, sulla base di quello che risultava dagli appunti stesso o di eventuali sviluppi, quali sono le utenze che erano indicate in questa agendina? Allora, successivamente a una relazione di servizio che è contenuta negli allegati del rapporto della CNR Santa Paola Benedetto più 29, l'ufficio, nella persona del più alto in grado, si faceva riserva di effettuare gli eventuali accertamenti sulle utenze che emergevano.
Fra le utenze ritenute di particolare interesse venivano rinvenuti 2 numeri cellulari appartenenti rispettivamente ad Aiello Vincenzo e ad Aiello Margherita, sorella di Aiello Vincenzo, numeri già conosciuti all'ufficio perché appunto inseriti nell'ambito di quelle intercettazioni telefoniche di cui parlavo poc'anzi, e un'altra utenza telefonica, cioè la Gennina riportava la scritta Sferro con un numero di telefono. Il numero di telefono veniva sviluppato ed era intestato a un consorzio agrario provinciale sito in contrada Sferro. Più altri numeri di telefono, alcuni appartenenti alla famiglia degli Ercolano, altri numeri di telefono di familiari del Santa Paola, il numero del barbiere, il numero di altre persone. Ecco, cortesemente, dico per tutto quello che poi potrà essere oggetto di ulteriori richieste istruttorie eventualmente, o comunque perché rimanga agli atti del fascicolo del dibattimento, ci vuole dire esattamente, consultando eventualmente anche atti a sua firma, quali sono i numeri telefonici? Devo leggere però gli allegati allegato 73 della CNR Santa Paola Benedetto più 29. Alfio Bar 87 82 00, Baldanza 53 16 95, Baldanza Enzo 85 36 22, Ufficio 85 22 55, Franco 74 12 827, Basilio 87 97 76, Barpino 38 72 04, Conte Giuseppe 78 07 640, Coveca 34 12 54, D'Aquino Antonio 28 16 89, Suocera 53 52 12, Ercolano 0333 80 46 72, Casa 52 23 11, Enzo Aiello un numero 7 davanti, una sbarra 88 53 80, un altro 7, una sbarra 95 06 20, Fabio 88 64 80, Franco Filloromo 21 39 60, Interlante 37 69 67, Loritto 55 21 27, Negozio 52 24 42, Portatile 28 33 65, Minniti Teodoro 39 31 91, Milone 49 11 20, Figlio 53 20 33, Mocerino 50 28 53, Minniti Raffaele 41 84 73, Nicotra Enzo 37 60 27, Primefrut 34 61 31, Strano Giovanni 37 15 08, Scafidi Edoardo 32 19 82, Ufficio 32 47 53, Sferro 62 47 53, Scuderi Paolo 30 25 78, S. Nino, scritto in neretto 49 23 28, Testa Paolo 49 36 01, Tropicano 39 94 25, Vadalà Alf 45 62 54, Veterinario 38 73 44 sbarra 37 29 80, Domenico Zuccarello 30 76 12. Ecco, questi numeri erano gli unici numeri dell'agenda oppure avete estrapolato? No, solo questi numeri abbiamo. Cioè, in questa agenda c'erano soltanto questi numeri. Ora, io le chiederò quali sono, scendendo nel particolare, se avete sviluppato, di qualcuno l'ha già detto, comunque scendiamo un po' nei particolari. Alfio Bar non siete riusciti, avete sviluppato? Sì, i numeri sono stati sviluppati, come dicevo poc'anzi, però nella persona più alta in grado, ma io non li ricordo tutti. Non li ricorda. Ricorda Baldanza, se c'è il rapporto di parentela? Baldanza, l'intestato del telefono era Baldanza Roberto, uno di questi utenze telefoniche inserite qui. E qui c'è Baldanza Enzo, Baldanza Ufficio, Baldanza Franco. E sopra c'è un altro Baldanza, il secondo numero di telefono. Lei avete sviluppato questi numeri? Sì, sono stati sviluppati, però lei non ricordo tutti gli intestatari.
Lei sa se esiste una gioielleria a nome di Baldanza, un negozio di gioielleria? Esiste una gioielleria in Viale Libertà. E questa gioielleria in Viale Libertà è sotto quale denominazione? Baldanza Gioielli. E diciamo, è Enzo Roberto Franco, noi non lo sai? No, sappiamo per ragione d'ufficio che il Baldanza titolare della gioielleria era un nipote diretto della moglie del Benedetto Santa Paola, però non so se ci sono relazioni con i numeri di telefono qui riportati. Ecco, lei ricorda se nell'ambito delle attività da lei esercitate, ora non ricordo più se come DIA o come Criminal Poll, sono stati fatti accertamenti su un'altra gioielleria comunque riconducibile, se questo è stato l'esito delle indagini, riconducibili alla famiglia Santa Paola o Ercolano? Ci furono alcuni componenti dell'ufficio Criminal Poll di Catania che erano stati trasferiti da poco dalla squadra mobile di Catania, appunto negli uffici della Criminal Poll, che effettuarono degli accertamenti. Ecco perché ne sono a conoscenza, appunto per ragioni d'ufficio, non perché li ho fatti io personalmente, sulle dichiarazioni di un collaborante, Scalia Alfio, il quale aveva dichiarato che nei pressi di Viale Ionio era ubicata una gioielleria di proprietà, almeno di fatto, di Aldo Ercolano. I colleghi appunto che furono trasferiti, anzi il collega che fu trasferito alla Criminal Poll di Catania proseguì questi accertamenti per rispondere appunto a una delega del magistrato della DDA di Catania che l'aveva delegato. Alla fine degli accertamenti rispose con una nota nella quale c'era scritto che effettivamente nei pressi di Viale Ionio, in una via denominata via Palmanova, ai civici 12 o 14, non ricordo, era ubicata una gioielleria intestata a tale Musarella Antonio e ad altra persona Raddusa Santo, che ufficialmente avevano appunto questa gioielleria, anche se fecero degli accertamenti che comprovavano che la gioielleria era stata registrata non nella maniera usuale in cui vengono registrate alla Camera di Commercio tutte le gioiellerie, ma in un modo un po' diverso, anche se non glielo saprei indicare. Cioè, ci fu tutto un discorso di registro ditte dove ufficialmente doveva essere inserita la gioielleria, che in realtà non c'era. Proseguendo gli accertamenti, il collega comunque evidenziò pure che nelle pagine gialle dell'elenco telefonico della provincia di Catania vi era una gioielleria denominata Oro Moda, sita sempre in via Palmanova, con appunto scritto di Santa Paola Gaetano, con due numeri di telefono, un numero di telefono reale e il numero di telefono che avrebbe preso successivamente. I colleghi che fecero gli accertamenti non riuscirono a riscontrare presso la Camera di Commercio l'esistenza di una gioielleria con questa denominazione, né fu possibile accertare con le utenze telefoniche presso la SIP a chi fossero intestate, in quanto la prima utenza risultava morosa ed era stata assegnata ad altra persona, la seconda utenza non era mai stata attivata. Ecco, lei ricorda in particolare questa gioielleria in via Palmanova, dove era ubicata, accanto a quale negozio era ubicata? No, ricordo che la denominazione era Oro Lucco, però non le saprei indicare dove era ubicato. Poc'anzi lei ha detto Oro Moda, mi pare. Oro Moda è la seconda, quella che viene vista nelle pagine gialle, Oro Moda di Santa Paola Gaetano. L'accertamento alla Camera di Commercio aveva fatto individuare in via Palmanova 12-14. Quindi c'è una differenza tra la iscrizione nella Camera? Sì, l'indirizzo è uguale, solo che nelle pagine gialle si chiama Oro Moda di Santa Paola Gaetano, che non è stato identificato. Nella Camera di Commercio si chiama Oro Lucco di Musarella e Raddusa. Ecco, e la via Palmanova rispetto al Viale Ionio? Non ci sono mai stato, comunque nella relazione c'era scritto appunto che era proprio nei pressi di Viale Ionio. In questo
appunto di telefoni. C'è un riferimento al bar Pino, lei ha detto e ha indicato l'utenza. Lei sa qual è questo bar Pino? Bar Pino di Viale Ionio, di Grazia Giuseppe dovrebbe essere. Comunque è un bar conosciuto a Catania, appunto si chiama Bar Pino. Ecco, e rispetto lei sa dove si trova il garage della Renault? Ecco, rispetto al garage della Renault, a che distanza si trova? Pochissimi metri, sono quasi attaccati. Avete fatto accertamenti sul titolare per vedere, tenuto conto che si chiama Di Grazia, se ci sono rapporti di parentela con qualche personaggio che sulla base di indagini sono stati... Personalmente no. Lei non ha fatto accertamenti? No. Quindi, venendo ai numeri di Aiello, cioè il numero, avete fatto accertamenti poi sull'utenza cellulare 0337 88 53 80, a chi è risultato intestato? Aiello a Vincenzo. E l'altro numero telefonico indicato accanto, cioè il 950620? Aiello Margherita, sorella di Vincenzo ed Alfio. Chiedo scusa, io sono arrivato in ritardo, quindi chiedo scusa per l'interruzione. Vorrei sapere il nome del test e a quale CNR sta facendo riferimento quando... Sta facendo riferimento alla relazione agli accertamenti inseriti nella comunicazione di reato che riguardano il Viale Ionio, per intenderci pagina 77 del CNR e allegato 73 degli allegati a quella CNR. E il test come si chiama? Fonti. Ma scusi, io Presidente mi rendo conto che può sembrare un attaccamento eccessivo alle forme, però l'ispettore, il vice ispettore o l'ispettore, non lo so, Fonti, è stato citato su circostanze, non su queste circostanze. Perché io nella lista di Viale Ionio non lo trovo nella lista del procedimento 2971 citato in ordine all'attività investigativa di riscontro in merito alle dichiarazioni rese da Ricciardello Giuseppe in ordine all'indagine conseguente all'omicidio di Di Leo Giuseppe. Ora, Presidente, io mi rendo conto che ogni giorno noi veniamo qui con un'eccezione di tipo processuale, può sembrare un modo di ostacolare, però dico, le regole ci sono e ci sono anche a garanzia di diritti che non sono meramente formali. Che il vice ispettore Fonti oggi mi venga a riferire su circostanze su cui non è stato citato mi coglie di sorpresa. Da questo punto di vista io la conseguenza che traggo, Presidente, è che faccio opposizione che l'esame continui su queste circostanze e chiedo l'inutilizzabilità della parte precedente perché si è svolto su circostanze non connesse, cioè proprio su circostanze completamente diverse. Dico, peraltro ci sono altri testi citati su questo capitolato, eventualmente sentiamo gli altri. Il che mi pare assolutamente ragionevole, peraltro. Presidente, bisogna far presente che le attività di indagini connesse alle dichiarazioni di un pentito che peraltro
per sua ammissione e per lo svolgimento delle indagini, fa parte della famiglia o quantomeno della organizzazione Santa Paola, non si possono poi scindere, perché evidentemente come si cercherà poi di dimostrare nel corso della requisitoria, le dichiarazioni sono connesse tra di loro sotto il profilo della prova. Quindi è chiaro che se il capitolato di prova fa riferimento ad un determinato collaboratore, ma in qualche modo le indagini su Cosa Nostra catanese sono delle indagini unitarie, io credo che questo tipo di obiezione non possa trovare fondamento. Peraltro faccio presente che la relazione di servizio allegato 73 fa parte già del fascicolo del dibattimento come prova documentale. Quindi si sta cercando di indagare su circostanze che sono e appartengono al materiale probatorio di questo processo e non di un altro processo. Faccio presente che ci sono altri testi che dovranno riferire anche su questo tipo di indagini, quindi se ci vogliamo sulla base di un formalismo rigido e direi anche sterile in questo momento fermarci, noi ci possiamo fermare, ma è chiaro che da qui a 2 momenti o a 2 minuti o a 3 minuti o a domani ci ritroveremo di nuovo. Si condividono l'argomentazione del pubblico ministero in linea di principio, poi bisogna scendere all'esame delle singole domande e se ci sono opposizioni per vedere se attengono al tema oppure no e quindi se sono ammissibili nell'ambito di quel capitolato di prova. Io voglio dire, Presidente, le faccio subito una considerazione. Il nostro collaboratore Ricerdello Giuseppe ha certamente parlato del Viale Ionio, come luogo di riunione, ha parlato di certi personaggi. Ora non mi si può venire a dire che l'ispettore Fonti, quando svolge indagini magari formalmente inserite in un determinato contesto, non sono le stesse indagini che poi ha potuto sviluppare in base alle dichiarazioni di Ricerdello Giuseppe, trovando ulteriori elementi di riscontro. E non c'è dubbio che Ricerdello ha parlato del Viale Ionio, ha parlato del Barpino, credo che tutti coloro che hanno partecipato a questo processo lo sanno. Il pubblico ministero dovrebbe sposare, certamente lo sa, che si tratta di una relazione di servizio del 13/8/92, quando ancora Ricerdello non aveva nemmeno incominciato. Ma perché il riscontro non può essere un riscontro sulla base di indagini precedenti? Avvocato, qual è il limite? Lei riesce a trovare un limite? Il capitolato di prova. Ma il capitolato di prova? Ma nel capitolato di prova c'è scritto che l'attività investigativa... Signori, scusate, proprio per questa difficoltà di trovare il limite ritengo di aver dato già un'indicazione. Quindi procediamo e cerchiamo di attenerci a quelle domande, non a tutti i risultati dell'indagine, ma a quelle domande che si riferiscono più strettamente al capitolato di prova. Presidente, io a questo punto 2 sono le cose. O il pubblico ministero viene messo nelle condizioni di poter svolgere compiutamente, con riferimento a tutti i nominativi che sono emersi dall'appunto trovato in possesso di Santa Paola Vincenzo, di svolgere gli opportuni accertamenti. Allora a questo punto il pubblico ministero chiede che il test venga riammesso in termine, riponiamo il problema di tutte le altre volte, lo facciamo risentire, lo facciamo rivenire, perché altrimenti credo che sia veramente inutile andare avanti e a sottilizzare ogni volta sulle cose che dobbiamo chiedere o possiamo chiedere e sulle cose che invece ci dobbiamo chiudere gli occhi per chiederle da qui a
Oltretutto voglio far presente all'avvocato, che certamente non ha bisogno di questa mia sollecitazione, che certamente il capitolato di prova dei testi che sono oggi sono dei testi che riguardano il Viale Iorio, quindi non mi potrà neppure dire che oggi non era spiritualmente o mentalmente preparato a questo tema. Io non ho mai detto questo. Infatti, Signori, è inutile andare a cercare le motivazioni implicite di un atteggiamento processuale che è d'altronde perfettamente legittimo, quindi nel senso che è rispondente alla legge. Quindi se ci vogliamo regolare diversamente, nel senso che sospendiamo da questo momento l'esame dell'ispettore e lo articoliamo meglio in modo da consentire a un controllo più rigoroso di controparte intanto, e anche un intervento della Corte sul materiale che è stato già acquisito, che è stato già frutto di istruttoria precedente, perché il senso ora del procedere è questo anche, che all'inizio, quando tutte le porte sono aperte, tutte le vie sono da battere e da percorrere, la Corte non ha nessun potere di intervento per limitare la disponibilità delle parti, ma mano a mano che si procede e il processo si avvia alla sua conclusione, viene esercitato, il codice pone anche dei poteri di controllo e di limitazione alla disponibilità delle parti, che sono in vista anche di quello che è il risultato che si prefigura. Allora mi dica, Presidente, cosa dobbiamo fare? Io l'indicazione l'ho data, cioè sino a questo punto io dico, siccome il tema è considerato in maniera ampia, così come ha proposto il pubblico ministero, si riferisce sempre all'articolato per cui è stato citato il teste, e quindi sino al momento in cui non è fatta l'opposizione la testimonianza è perfettamente valida e non c'è nessuna inutilizzabilità da dichiarare. Se vogliamo continuare a procedere, le singole opposizioni le opposizioni debbono essere fatte alle singole domande, ma è chiaro che in queste indicazioni il pubblico ministero deve cercare di limitare la sua attività a quei temi che sono più strettamente connessi al capitolato per cui era stato citato l'ispettore Fonti. Viceversa, il pubblico ministero può anche scegliere la via, così come si è fatto per gli altri, di articolare nuovamente il tema di prova in modo che possa essere soggetto a un controllo più rigoroso di controparte e possa consentire anche alla Corte di esercitare il suo controllo, che per le considerazioni che ho svolto precedentemente a questo punto del processo sembra doveroso. Presidente, dico, allora, per chiarezza, noi dobbiamo approfondire, cercheremo o vorremmo approfondire un po' le indagini relative allo sviluppo di alcune utenze, segnatamente quella indicata come Sferro, e quindi sulle utenze di Aiello, sulle utenze chiamate sulla base di tabulati che già fanno parte del fascicolo del dibattimento. Questo è il nostro programma. Quindi essere interrotti, se gli avvocati non... Dico, è solo questo, l'ispettore dovrebbe rispondere dire soltanto su queste circostanze. Queste circostanze traggono origine, mi pare, da quella trascrizione dei numeri di telefono che erano in possesso di Santa Paola Vincenzo. Insomma, mi sembra che se noi vogliamo fare una catena di tutti gli eventi, è chiaro che c'entrano, però se l'anello è molto lontano dal capo della catena, il collegamento mi pare che Presidente, per me è una catena unica, comunque sono punti di vista diversi. Comunque, peraltro devo aggiungere per completezza che la relazione di servizio è solo a firma del vice ispettore lei ha letto per intero, avvocato? Ho letto per intero, era presente quando hanno visto il figlio di Santa Paola, era presente a quest'anno, conferma nemmeno la relazione di servizio. Vabbè, ma lui è presente quando vedono il figlio di Santa Paola Vincenzo sul lavoro. Avvocato, anche su questo non era presente e non ha sentito probabilmente. Scusato un momento, possiamo interpellare l'ispettore Fonti anche sulla persona
che ha materialmente sviluppato l'indagine, cioè con il riscontro. È stato il più alto in grado a firmare la relazione di servizio. No, ma materialmente lo sviluppo dei numeri di telefono, cioè di andare a controllare le persone a cui si riferiva il numero di telefono, lei sa indicare chi l'ha fatta? Dal collega che ha fatto la relazione di servizio. Quindi mi pare che anche sotto questo aspetto possiamo indirizzarci sul test di riferimento e licenziare l'ispettore. Prima dico la trascrizione di questi numeri telefonici, chi l'ha fatta? Era in sua presenza? È avvenuta in sua presenza? In mia presenza. Presidente, pubblico ministero. No, Presidente, io ritengo, secondo me potrei andare avanti, ma siccome ho avvertito questa opposizione, siccome non voglio fare nulla fuori dal contraddittorio delle parti, evidentemente chiederemo al Presidente e alla Corte poi di risentire o questo test o altro test su queste circostanze. Va bene. Sull'esame che è stato fatto ci sono domande per l'ispettore Fonti da controparte? Quindi può andare, ispettore, grazie. Test successivo. Presidente, chiedo scusa. Sì, Presidente, signor Ercolano Sebastiano, difeso dall'avvocato Angelo D'Amico, che io sostituisco, intende rinunciare a questa udienza e a tutte le prossime udienze fino a che rimarrà ricoverato in ospedale a Messina, laddove è già pratica esitata per questo permesso. Quindi prendiamo atto al verbale e teniamo conto della rinuncia. Signor Ercolano Sebastiano, che può confermare. La ringrazio. C'è urgenza, signor Strano? Ha urgenza di fare questa dichiarazione? Mi date il collegamento con il signor Strano? Sarebbe la sesta cella. Le ho chiesto se ha urgenza o se la può fare nel corso dell'udienza. No. Non ce n'ha urgenza. Chi c'è? Chi è? Non ho capito. La 7. Immediatamente abbiamo qui il testimone. Dopo, sa come? Ma è per la rinuncia? Deve andare via subito Ercolano Sebastiano? Mi date la linea sull'ultima, per favore? Se devo aspettare, aspetto, ma mi sento male. Come dice? Mi sento male. Allora cosa deve dire? Devo dire, l'avvocato mi ha detto perché devo andare al centro clinico. Se con te sei mi passo di via per andarci. Non ho capito, avvocatessa, se vuole intervenire, sì. Avvocato, voglio fare per spiegare per favore. Certo. Chiedeva di rientrare perché sta poco bene. Sì, è autorizzata a lasciare l'aula. Fatto la rinuncia. Va Grazie. bene. Allora, il signor... Sono il maresciallo Bulisano Innocenzio, nato? a Catania il 31/7/59. Vuole leggere la formula? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è in mia conoscenza. Pubblico ministero. Maresciallo, lei ha compiuto attività di indagini nei confronti di Galea e Eugenio? Sì. Può dire alla Corte che tipo di attività ha compiuto? Sì, io ho compiuto negli anni passati servizi di pedinamento, appostamento e intercettazione telefonica. Può dire in che tempo, in che periodo sono iniziati questi servizi
e le ragioni dell'inizio degli stessi. L'anno esatto non lo ricordo perché a quel tempo io stavo ancora all'anticrimine di Messina. Non vorrei sbagliarmi, mi sembra che iniziai a lavorare su di loro intorno agli anni 90-91 e il motivo fu perché una fonte confidenziale ci indicava in galea un emergente della malavita catanese. Allora, può riferire sugli esiti di quei servizi, maresciallo, di pedinamento e appostamento in particolare? Sì, gli orari anche insomma erano più sporadici, noi facevamo l'appostamento già la mattina alle 4. Dove? Sotto l'abitazione del Galea, in via Dante Maiorana. Iniziavamo da lì perché solitamente il signor Aiello Vincenzo, a bordo di una Mercedes, che poi era intestata alla Saces, andava a prendere il soggetto e fungeva poi praticamente da autista. E questo Aiello Vincenzo chi sarebbe? L'Aiello Vincenzo noi all'inizio lo sconoscevamo, almeno noi di Messina lo sconoscevamo, e per noi era soltanto un factotum del Galea. Dopodiché invece facendo gli accertamenti scoprimmo che era imparentato con Aiello Alfio Maria, insomma tutta la famiglia. Poi uscì fuori in seguito che l'Aiello Vincenzo era anche inserito in diverse società, diverse ditte, fra le quali la Saces. Noi ne parlavamo poi parecchio su questa ditta. Ecco, come lei ha detto, ha parlato di una macchina Mercedes. Ricorda il numero di targa, eventualmente consultando atti a sua firma? Se consultassi gli atti sì, ma al momento non li ho con me. Prego, allora è intestata la Saces, sì. E questa società Saces a chi apparteneva o chi ne erano i soci o gli gli soci della amministratori? Saces erano, e non vorrei sbagliarmi, erano Aiello Alfio, che era il fratello di Aiello Vincenzo, poi ci stava un certo Crisafi, che era il nipote di Santa Paola Benedetto per averne sposato la nipote, figlia di Santa Paola Natale, mi sembra che si chiamasse Cosima. Poi io li ho scritti qua, non ricordo esattamente, c'è un Seminara Carmelo, non vorrei sbagliare, Seminara Carmelo, e Mancuso che era il cognato di Galea. Senta una cosa, il Crisafi lei sa che carica ricoprisse in seno alla società in questione? Non mi vorrei sbagliare, mi sembra che per un certo periodo di tempo ricoprì la carica di amministratore. E il Seminara che lei ha citato? Il Seminara mi sembra che poi fu nominato, quando la società andò in liquidazione, insomma fu in fallimento, insomma cosa del genere, fu il curatore, ma non vorrei sbagliarmi, non sono certo, mi sembra che prima però fosse un socio. Sì, allora diceva che avete notato questa Mercedes con la persona identificata per Aiello Vincenzo che andava a prelevare il Galea. Dei pedinamenti facevamo in pratica, no? E li seguimmo per parecchio tempo e notammo che loro frequentavano l'Avimec, a quei tempi c'era l'Ercolano che era latitante. Ercolano chi? Ercolano Giuseppe, non vorrei sbagliarmi adesso, mi sembra fosse Giuseppe. Poi frequentavano saltuariamente, il Galea andava anche presso lo studio di Mangion Enzo, il figlio del famoso del boss Mangion, no? Quindi mettemmo anche una serie di telefoni sotto controllo per vedere quali collegamenti ci potessero essere. Ecco, poi frequentavano anche l'EMT, la Prima e Frutto. Ecco, queste erano le società, le ditte. Ecco, l'ha detto prima la Prima e Frutto ha detto? EMT. Questa EMT cosa sarebbe? La denominazione mi sembra che sia Ente Movimento Terra, ma è una società che a quei tempi era situata nei pressi del garage della polizia, insomma non so come si chiama esattamente adesso, e loro spesso e volentieri si recavano, c'era un cancello, mi ricordo che c'era anche la targhetta della DHL. Chiedo scusa, il garage della polizia in che epoca? Quando era? Sulla via in che zona di Catania? La via che porta all'aeroporto in pratica, ecco. Dal mercato ortofrutticolo per andare verso l'aeroporto di Catania. Verso l'aeroporto. Sul lato sinistro. Lì c'era anche la DHL, ricordo che all'inizio noi si pensava che loro andassero alla DHL, poi invece le intercettazioni telefoniche poste sulle MT
si capì, perché usciva chiaramente fuori, che il Galea aveva dei contatti con loro. E con loro chi esattamente? Con l'EMT, con il titolare, insomma. Voi avete identificato i titolari o i responsabili di questa società? Sì, non approfondivo più di tanto. So che il responsabile dovrebbe essere un certo Amore Carmelo e che la EMT faceva inizialmente capo a Gennaro Salvatore. E queste persone, voi avete compiuto accertamenti su queste persone, se fossero o meno inserite o collegate Non mi sembra che fossero inserite in organizzazioni malavitose. Noi tenemmo i telefoni sotto controllo e usciva fuori che all'apparenza fosse una ditta che lavorava e teneva dei contatti col Galea, però non si riusciva a capire il perché esattamente. Ma sapendo che il Galea dipendeva dall'AIA, per motivi di lavoro si pensava potesse recarsi presso l'EMT. La Prime Frutto invece? La Prime Frutto non ricordo esattamente il perché adesso, ma so che probabilmente perché l'Aiello era socio della Prime Frutto, il Galea, ma ci uscì fuori che c'era una concomitanza fra il Galea e l'Aiello e la Prime Frutto. Sinceramente adesso non so essere più preciso, ma sono sicuro di questo. Cioè voi avete visto, sono stati servizi di appostamento o pedinamento o altri tipi di collegamenti? Sta parlando sempre di servizi di pedinamento? Sempre servizi di pedinamento, so perché l'ho pedinato io stesso, si recavano presso i locali della Prime Frutto. E questa società dove era sita? Dove c'è il mercato ortofrutticolo, in via Fucile, mi sembra che sia il numero 12, non vorrei sbagliarmi, c'è un cancello, all'interno c'è un cortile ampio e loro si recavano all'interno. Poi non le so dire all'interno cosa facevano perché noi restavamo appostati all'esterno, a noi interessava solamente vedere chi contattavano, quindi ci basavamo sui numeri di targa e sulle conoscenze che potevamo avere, ecco. Prego, continui allora, come si sono sviluppati poi questi servizi? Sì. Chi erano le persone, se ve ne erano chiaramente, in qualche modo contattate, con i quali avevano rapporti? Ma le posso riferire di alcuni servizi di pedinamento, poi noi venendo da Messina non avevamo una forte conoscenza del territorio dei personaggi catanesi, quindi se magari li vedevamo insieme a qualcuno non sapevamo esattamente chi fossero, però diverse volte ci siamo avvalsi della collaborazione dei colleghi catanesi, del nucleo anticrimine di Catania. In modo particolare furono fatti dei servizi di pedinamento a Roma, sia a Catania e sia a Roma, in occasione delle partenze che il Galea e l'Aiello, o uno dei due, Aiello Vincenzo ovviamente, erano personaggi che gravitavano intorno a loro e con i quali loro si accompagnavano. Qual era il periodo in cui si sono avuti questi spostamenti, questi viaggi in Romania di cui ha detto? O se è uno il viaggio non... Noi avevamo i telefoni sotto controllo, quindi dai verbali si può chiaramente vincere che i viaggi furono più di uno. Se può eventualmente indicarci il periodo consultando atti. Io ho una relazione di servizio, se posso vedere soltanto l'anno, ecco, mi sembra che fosse il 91. Può farlo? Posso? Sì, fu fatto il 14 giugno del 91, questo a cui faccio riferimento io. Fu un servizio fatto in collaborazione pure con il Rosso di Roma, l'anticrimine di Roma, che ci diede il supporto. Ci può indicare gli orari di partenza e il tipo di accertamento, fino a dove si è avuto questo accertamento? Io dunque stavo già a Roma, stavo già all'aeroporto, aspettavo che i soggetti arrivassero. Da Catania ci avevano avvisato che insieme al Galea stava viaggiando pure l'Aiello Alfio Maria e altri due soggetti. Mi sembra che intorno a mezzogiorno e mezzo, insomma, verso quell'ora, arrivarono e li vedemmo. Lì fu visto insieme a loro anche il Cilona Alberto, che dopo i primi minuti passati in compagnia salì a bordo di una lanciatema, era un ble ministeriale, e andò verso Roma, direzione Roma. E noi non potevamo pedinarlo perché ci prese la sprovvista. Chiedo scusa, il Cilona era già lì all'aeroporto? Il Cilona Alberto noi lo vedemmo insieme a loro perché noi stavamo postati presso gli arrivi nazionali. Lo vedemmo uscire insieme a loro. Non so dire adesso se viaggiava lì, insomma. Allora il gruppo era composto, se può ribadire le persone? Sì, il gruppo erano Galea Eugenio, Aiello Alfio Maria, e poi in seguito furono identificati perché presso l'area doganale, dove presentavano il biglietto, l'accettazione, ecco, li facemmo identificare,
perché andavano all'estero, quindi preso gli estremi, e sapemmo quindi chi erano gli altri due. E uno era il Musumeci Costanzo e l'altro era l'Anastasi Roberto, non vorrei sbagliarmi. Mentre le persone che si erano portate quello stesso giorno in cui ebbero poi a partire per Roma Fiumicino all'aeroporto di Catania, chi erano? Se le può ribadire? Cioè quelle che poi non partirono? Mi sembra che c'era, per come ricordo i colleghi mi dissero, il fratello del Musumeci, Campanella Calogero e il Grasso, che è il nipote del Galea Eugenio. Grasso di nome come fa? Lo ricordo? Non ricordo, potrei leggerlo qui. No, può consultare. Posso consultare, ecco, non ricordo perché fu un servizio che non feci io, fecero i colleghi. Grasso Salvatore Alfredo. Ma già altre volte noi avevamo notato la presenza di questo signore che andava a prendere lo zio sotto casa, viaggiava a bordo di una Polo. Lei ha parlato di più servizi che riguardavano il Galea e l'Aiello Vincenzo. Può indicare, se lo ricorda, gli esiti di quei servizi, in particolare se ve ne erano le persone con le quali sono entrati in contatto e il Galea e l'Aiello? In contatto... Sì, c'era Enzo Mangion, il figlio di Manchon Francesco, e Aldo Ercolano, perché Aldo Ercolano frequentava lo studio del Mangion e da intercettazioni telefoniche sapevamo che c'era questo contatto. Gentile Fabrizio, che già era interessato alla gestione del Nick Car e del caffè Epoca, la cugina Galea Nazarena Fulvia, Di Stefano, non ricordo adesso il nome, feci pure una scheda, Di Stefano Umberto, Di Fazio Umberto, e il seminario, insomma, che faceva parte, e di sicuro questo, ecco. Voi avete svolto attività di indagini circa eventuali collegamenti anche con personaggi ritenuti al di fuori della famiglia catanese di Cosa Nostra? Sì, noi avemmo il sentore in quanto in un pedinamento svolto a Vittoria il Galea e l'Aiello si recarono presso una concessionaria del Fiat Lancia. Non ricordo il momento a chi era intestata, però poi dai carabinieri del luogo sapemmo che era in gestione, in uso una famiglia locale del posto che era inserita nella malavita locale, ecco. E avemmo sentore dai movimenti esterni, in pratica uscirono delle motociclette che perlustravano la zona, pattugliavano la zona, delle macchine, che qualcosa di grosso all'interno stesse succedendo, quindi una riunione, che ci fossero altri personaggi in quanto c'erano delle macchine ferme nel piazzale. Ricordo che in quell'occasione noi addirittura pensammo che ci stessero per tendere un agguato perché in appostamento eravamo in una stradina cieca e ci vennero incontro con una motocicletta a passo d'uomo, poi tornarono indietro, contattarono un'altra macchina, la macchina chiuse la strada e sta motocicletta stava tornando verso di noi. Poi arrivarono altre macchine dei servizi nostri, ma fu un incontro casuale e questi qui scapparono, quelli antimatti. Quindi lì pensammo che c'era qualcosa che non quadrava, che effettivamente all'interno si stesse svolgendo qualcosa di particolare. Presidente, scusi, ho questo ruolo, mio malgrado, dall'80% delle circostanze riferite dal test non fa parte dell'unica relazione di servizio su cui il test è stato citato. Non solo, Presidente, ma di tutte queste circostanze io non ho notizia agli atti del processo, né attraverso relazioni scritte di questo test, né attraverso relazioni di altri test. Intendo dire, Presidente, per essere più chiaro e meno confuso, che il test è citato soltanto su quell'accertamento che riguarda la partenza dall'aeroporto di Catania
a cui ha già fatto riferimento e su cui tornerò in sede di controesame. Gli accertamenti sulla SACES, sull'MT, questo viaggio a Vittoria, altre circostanze, le visite ad Aldo Ercolano, le visite al Mangio non risultano in nessuna parte del verbale depositato, non risultano come fatti o svolti dal teste, perché il teste, ripeto a dire, è citato su quella specifica circostanza. Non mi risultano da nessuno degli atti depositati attinenti al fascicolo relativo al Viale Ionio. Io le sto apprendendo per la prima volta in questa circostanza. E allora, Presidente, è evidente che l'esame svolto su quelle circostanze, dico, qui non è solo un problema di capitolato di prova. Qui il problema è che la prova mi diventa completamente al 90% a sorpresa. Io non ho avuto conoscenza, non so a quali atti sta facendo riferimento, dove sta prendendo queste notizie. Va bene, l'abbiamo capito. E attendiamo lumi dal pubblico ministero. La conclusione che io ovviamente chiedo l'inutilizzabilità da parte dell'esame in cui il teste ha riferito tutte queste circostanze, per dire con esclusione di quella riguardante l'accertamento fatto all'aeroporto di Catania e su cui mi riservo di tornare in sede di controesame. Ma io sulle altre circostanze in sede di controesame non so nemmeno come tornare a questo. Allora, il pubblico ministero. Presidente, mi stupisco veramente per questa osservazione, in quanto qui non si tratta assolutamente di capitolato, si tratta di atti compiuti nei confronti di determinati soggetti che fanno parte di questo procedimento, che erano oggetto comunque della relazione di servizio, e quindi io non credo che sia limitato al pubblico ministero sia limitata la possibilità di chiedere sugli accertamenti compiuti nei confronti di quei soggetti stessi, perché altrimenti non si comprenderebbe veramente perché noi stiamo qui a fare il dibattimento, perché potremmo versare sic et simpliciter le relazioni scritte sulle quali poi ci confronteremo in sede di requisitoria e di interventi difensivi, e quindi noi non siamo disponibili, non penso che nessuno è qui disponibile a perdere tempo per una vicenda di questo tipo. Allora non c'entra assolutamente niente il discorso, appunto, come ha detto l'avvocato, del capitolato. Si tratta di uno sviluppo di un'attività investigativa compiuta nei confronti dei soggetti attenzionati in una relazione di servizio e sui quali chiaramente si è sviluppata un'attività investigativa. Eventuali altri atti cui fa riferimento il maresciallo per attività svolte anche nell'ambito di altri procedimenti, appunto fanno parte di altri procedimenti, non sono nella disponibilità del pubblico ministero, che conduce il proprio esame e ritiene di doverlo fare in maniera seria e di farlo in maniera approfondita su tutte le circostanze che riguardano quei soggetti, ripeto, già attenzionati alla relazione di servizio. Se così non dovesse essere, stiamo veramente perdendo il nostro tempo, e allora noi non siamo più disponibili a seguire questa strada. Quindi o si decide una volta per tutte quello che si può fare o non si può fare, oppure è inutile che noi facciamo venire qui i nostri testi. Veramente così dovrei essere io non disponibile, perché non si capisce che viene a fare il difensore in questi processi quando non conosce gli atti e non sa su che cosa i testi devono deporre. Io ieri parlavo delle prove legali, qua mi sembra che si sia introdotto questo sistema che certamente non fa parte più del processo penale, anzi non ha mai fatto parte del processo penale. E la Corte si ritira. Stiamo comodi, prego. Allora, i problemi che sono stati posti dalle parti e sui quali deve pronunziarsi la Corte appaiono di duplice natura. La prima è il primo problema è quello sollevato dall'avvocato Catania sulla novità delle circostanze sulle quali stava deponendo il maresciallo Pulisano e connessa sotto l'aspetto del mancato deposito di relazione di servizio. Ora, sotto questo aspetto la Corte si deve richiamare alla ordinanza che fu emessa all'inizio del processo in tema di
utilizzazioni di prove in relazione alle quali non c'è un preventivo a deposito del pubblico ministero. In quell'occasione si disse che le sanzioni previste dalla legge riguardavano ben altro che la nullità o la inutilizzabilità della prova, e confermando tale ordinanza si rigetta la eccezione di impossibilità di utilizzazione della testimonianza sotto questo aspetto. Altro discorso è costituito dall'altro aspetto del problema, che è quello che ci sta agitando in questi giorni, e cioè dalla possibilità del pubblico ministero di porre domande che non siano strettamente attinenti al capitolato di prova indicato nella lista, nella lista con la quale si indica la prova e si chiede l'ammissione dei testimoni di prova. Ora, per quanto riguarda questi problemi, la Corte è a conoscenza di quella giurisprudenza del pubblico ministero che ha ammesso la possibilità che il pubblico ministero svolga la sua funzione anche sulla indicazione affatto generica del tema di prova, addirittura con riferimento ai fatti di cui alla imputazione. La Corte ha ritenuto di doversi discostare da tale orientamento interpretativo per delle ragioni che non attengono tanto alla peculiarità del problema quanto alla necessità imposta dal sistema di investire il giudice di una valutazione in ordine a fatti che non sono indicati nell'originario capitolo di prova, una valutazione che si manifesta tanto più necessaria quanto più il processo va avanti, al fine di non disperdere energie processuali. Per cui si è detto, per il resto la Corte stabilirà la possibilità di ammettere oppure no queste ulteriori prove ai sensi dell'articolo 507 del Codice di procedura penale. Anche sotto questo aspetto la Corte, una volta che ha assunto questo indirizzo, intende mantenerlo e lo ribadisce in questa sede. Ma vi è di più. Ci accorgiamo che procedendo in questo modo otteniamo l'effetto contrario a quello che a cui si tendeva con l'adozione di questo indirizzo interpretativo, e cioè che facciamo venire dei testimoni, li sentiamo in parte e poi li rimandiamo via. Allora, arrivato a questo punto, la Corte ritiene di non dover disperdere ulteriormente attività processuali ed esercitare i suoi poteri di ufficio in questa sede, poiché tanto più è legittimo esercitarli in questa sede perché siamo alla fine dell'istruttoria dibattimentale. E in applicazione di questo indirizzo che la Corte sta prendendo questa mattina, io vorrei che il pubblico ministero, se è possibile farlo, specificasse in questa sede il capitolato di prova sui fatti nuovi sui quali intende esaminare il maresciallo Gulisano, l'appuntato Pellegrino Attilio se c'è, e il brigadiere Anzalone Giovanni se c'è, perché il maresciallo Tavano, perché mi pare che tutti questi sono stati citati per deporre sui fatti accertati nel corso del servizio di osservazione e controllo di cui alla relazione di servizio del 15 giugno 1991. Abbiamo davanti questa relazione di servizio del 14 e non 15 giugno 1991, mi pare che no, del 14 giugno 14 si dice all'inizio nella relazione di servizio, e
appunto di specificare questo, di indicare qui, dopodiché noi dovremmo sospendere per questa mattina, dovremmo sospendere l'esame dei testi e rinviarlo al pomeriggio di oggi, dando termine alla controparte di esaminare le ulteriori richieste, la ulteriore specificazione del pubblico ministero in modo da poter esercitare i suoi poteri e le sue facoltà in ordine alla Presidente, difesa. soltanto un chiarimento, dico, per quanto riguarda il test fonti che abbiamo già licenziato. Ma il test fonti, se è ancora qui, può essere recuperato, se se n'è andato allora non possiamo fare diversamente, mentre invece dovremmo recuperare il maresciallo Gulisano e, se è il caso, il maresciallo Tavano, la brigadiera Anzalone e l'appuntato Pellegrino. Non lo so, questo vedrà il pubblico ministero secondo questo indirizzo che stiamo adottando. Signor Presidente, chiaramente il tema di prova riguarda i personaggi che ha appena menzionato il maresciallo, perché il pubblico ministero non conosceva neanche il contenuto di quelle dichiarazioni. È venuto fuori che sono stati attenzionati determinati soggetti e altri particolari, quindi chiaramente il tema di prova riguarda specificamente quei soggetti di cui ha parlato il maresciallo poc'anzi. Il pubblico ministero e chiaramente le attività economiche dagli stessi svolti, ove le stesse siano in qualche modo interessate con la struttura organizzativa di cui si assume facciano parte. Quindi questo è il tema di prova che il pubblico ministero stava sviluppando, ma proprio a seguito di alcune risposte date dal maresciallo. Io per questo non ritengo che ci sia un di più da dover aggiungere sul capitolato. Comunque è questo eventualmente il tema che il pubblico ministero intende esplorare. Io osservo che l'ordinanza della Corte è quella che, ne prendo atto, si preoccupa tuttavia di garantire un minimo di effettività del contraddittorio. Dico, ma perché questo possa avvenire, escluso che il referente possa fare riferimento a circostanze apprese, non si capisce bene come, dove e quando. Certamente, se si tratta di attività di indagine, è stata un'attività relazionata. Il problema si pone attraverso la conoscenza di questi atti e attraverso il fatto che peraltro tutto ciò dovrebbe considerarsi attività integrativa di indagine, perché il pubblico ministero dice che non ne sa nulla di tutto questo, che è emesso spontaneamente. Dico, piglio per buono questa affermazione e tuttavia però al test o a chi per lui bisognerà chiedere a quali atti fa riferimento, e ovviamente questo contraddittorio, se per quello che può valere, per quanto può essere effettivo, ristretto in questi tempi, tuttavia passa, non può che passare attraverso la conoscenza degli atti stessi, Presidente. E Avvocato, questo comporta la prosecuzione immediata dell'esame del test con tutte le domande che le competono, con gli accertamenti che vorrà fare in ordine a questi fatti e con una richiesta di rimessione in termine per poter esercitare compiutamente la sua difesa in esito all'acquisizione, se ci sarà, di questi atti. questo è il punto. Ma questo così si tenta di recuperare un tantino la... Stiamo cercando il modo di garantire il massimo possibile di contraddittorio, Avvocato Catania, altrimenti non ci troveremmo in questo. No, mi scusi, no. Per favore, Avvocato Catania, il pubblico ministero esercita. Io non so a quale codice fa riferimento, quello della Repubblica Italiana. No, questi argomenti lasciamoli stare, perché se vuole le leggo, la conosciamo tutti, lì l'aureo Lattanzi, sul quale abbiamo studiato tutti. Per favore, è riportata la sentenza della Corte di Cassazione a cui faceva riferimento il pubblico ministero, per cui non ci addentriamo in queste disquisizioni, perché lasciano il tempo che trovano. Noi abbiamo adottato altro criterio e ci atteniamo a questo. Ora, se vogliamo proseguire, se c'è il consenso delle parti, proseguiamo con la escussione del maresciallo Gulisano, oppure lo riprendiamo alle 15:30, ditemi voi quello che volete fare. Allora
Chi sono gli altri tre? Possiamo, un'altra via è quella di procedere all'esame e riservare il controesame per il pomeriggio. Presidente, il maresciallo Gulisano c'ha la febbre a 40, quindi si trova in questa situazione, sì signore. Quindi, Gulisano era il test che stava deponendo. Il maresciallo Gulisano c'ha la febbre a 40 ed è venuto lo stesso. Quindi se si deve rimandare si rimanda, non siamo qui, il pubblico ministero rappresenta quest'altra situazione. Questo è un altro discorso, se il test non è in condizione di poter rimanere un altro fatto, non c'entra niente. Come lei poneva il problema di rinviare il controesame, allora a questo punto se si deve rinviare si rinvia. In ogni caso, se si rinvia l'esame al pomeriggio è la stessa cosa. Dico, se il test non può rimanere, mi pare che lo stesso problema si riproporrà per l'appuntato Pellegrino e per il brigadiere Anzalone e per il maresciallo Tavano, o sbaglio? Non lo sappiamo, Presidente. Non lo sappiamo, quindi non è che se il maresciallo Gulisano non può stare se ne va, e lo sentiamo in altre occasioni. Allora, qual è il vostro orientamento? Presidente, noi siamo disposti a tutto, quello che vuole fare la difesa. Cioè, l'alternativa a questo devono valutare chi ha suscitato il problema. L'alternativa è, per saperne di più, procediamo con l'esame riservando ad altro momento il controesame o rinviamo, stanti le condizioni di salute non buone del test, rinviamo il tutto. Questo è il discorso. Possiamo intanto finire l'esame, Presidente, se la sente il maresciallo a continuare ancora per un altro pochettino, e poi il controesame quando lo si vorrà fare. Ma non ci sono altri testi, se deve ritornare, facciamolo ritornare, dico poi non lo so, valutate voi, se ci sono altri testi andiamo altri testi. Quindi per me Su quell'altra parte, su quell'altra parte, io posso... Su quello che è stato specificato oggi dal pubblico ministero, avvocato Catania, lei deve decidere, lei che ha posto il problema, lei deve decidere se consente che sia proseguito immediatamente, una volta che la Corte si è pronunciata nel senso della rilevanza di queste circostanze. Io posso consentire a condizione che sia messo nella possibilità di conoscere gli atti a cui i testi fanno riferimento. Sì, ed è stato specificato che l'unica fonte può essere lo stesso testimonio. Il pubblico ministero ha detto che non ce ne sono altre fonti. Per me così c'è una violazione del diritto di difesa del contraddittorio. Ma la Corte ha deciso già sul punto. Questo consenso, non posso prestare un consenso che sarebbe perfettamente in contraddizione con quello che ho asserito, cioè sarei in contraddizione con me stesso, perché io ho asserito che così non sono in grado di svolgere il mandato. La Corte ha dato una risposta che io ritengo ragionevole. La ragionevolezza passa tuttavia attraverso la materiale disponibilità di questi atti per l'effettivo confronto. Se questo non c'è, la ragionevolezza resta un fatto astratto. Se io ritorno sui miei passi sarei in contraddizione con me stesso, non è per essere attaccato alle proprie tesi, ma perché smentirei il principio sostanziale che ho per il formale. Quindi in un senso non lo posso pensare così. Spero che tutto questo non sia detto come voglia legislatorio o faticatorio di far questo. possono essere sentiti su tutte le circostanze. Non sono in sostituzione dell'avvocato Antigle. Sì, allora Riferimento alle circostanze non procediamo immediatamente alla prosecuzione dell'esame e riserviamo per il controesame un termine per la difesa in modo che si possa documentare sulla fonte degli accertamenti. Introduciamo il maresciallo. Però proceda.
Maresciallo, stavamo dicendo poc'anzi, se mal non ricordo, stiamo parlando di quella attività di Vittoria, ricorda? Sì, certo. Le avevo chiesto, forse lei aveva già risposto, nel caso me lo dica, se avete compiuto accertamenti nei confronti di chi in qualche modo risultava all'interno interessato a quell'immobile. Sì, facemmo degli accertamenti presso la compagnia Carabinieri di Vittoria. Formalmente i colleghi ci dissero che era di proprietà o era gestita da una famiglia che era legata in un certo qual modo all'ambiente malavitoso locale. In un badarato dissero che erano dediti al traffico, allo spaccio di droghe, di sostanze stupefacenti, ecco. E poi facemmo anche degli accertamenti sugli intestatario dell'autovettura che si stava controllando, che è uscita all'interno di questa concessionaria, che notò le macchine di servizio e che aveva bloccato la stradina senza accesso nella quale noi eravamo posizionati. E chi risultò l'intestatario di quell'autovettura? Lo ricorda? Ce l'ho scritto qui in questa relazione. Di Martino Claudio. Vorrei dire qual è, Presidente, questa relazione? È una relazione di servizio datata 15/5/91. 15/5/91. Lei ha firma sua? Sì, ero io presente. Questa qui che ho adesso io è una copia, quindi è senza firme, ma l'ho firmata perché io ero presente. Diciamo che la maggior parte dei servizi sul Galea e sull'Aiello io presenziavo, ecco. Queste furono trasmesse, questi atti, a quale autorità giudiziaria, ricorda? Sicuramente quella di Catania. Non me ne occupai io, se sarà occupato il mio ufficiale, insomma, il comandante. Lei all'epoca prestava servizio a Messina, ha detto? A Messina, all'anticrimine dei Carabinieri di Messina. Per quanto riguarda invece la SACES, sì, o i proprietari o le persone interessate alla SACES stesse, avete compiuto altri accertamenti che lei ricordi? Sì. Io però qui mi devo rifare alle dichiarazioni di un collaboratore però, che suffragarono i servizi che noi in precedenza svolgemmo nei confronti della SACES. In pratica, quando io prestavo servizio a Messina, sempre da fonte confidenziale, si venne a sapere che l'allora latitante Santa Paola Salvatore frequentava un appartamento che era sito in via Luigi Sturzo, numero 22. E quindi in collaborazione con il nucleo di crimine di Catania. Luigi Sturzo 22 di Catania? Di Catania, sì. E quindi in collaborazione con il nucleo di crimine di Catania effettuammo degli appostamenti e dei servizi fotografici che erano atti a riprendere tutti coloro che entravano e uscivano dallo stabile. Inoltre effettuammo anche una serie di accertamenti sugli appartamenti e notammo che un appartamento che stava al quinto piano aveva il contratto dell'Enel e forse anche quello dell'acqua intestato a Finocchiaro Alfio, che risulta essere lo zio di Santa Paola Benedetta, Santa Paola Salvatore. Quindi iniziamo anche dei servizi di pedinamento nei confronti del signor Finocchiaro e ci rendevamo conto che il Finocchiaro abitava in una traversa vicino al porto, via Colapesce, non vorrei sbagliarmi adesso, ma che ogni mattina usciva da quella casa e si recava anche nella zona di San Cristoforo, ma che non frequentava la via Luigi Sturzo. Quindi ci sembrava strano che lui avesse intestati questi due contratti e non frequentasse quell'abitazione. Del resto, da alcuni accertamenti svolti, mi sembra, presso l'acquedotto municipale, mi sembra che si appurò che veniva consumata poca acqua e poca luce anche verso l'Enel di Catania, no? Quindi c'era un basso consumo. Ora, noi come sezione anticrimine agivamo unicamente a livello investigativo e non operativo, quindi ci siamo limitati a un servizio fotografico e di appostamento, di appartamento e di pedinamento e non siamo entrati all'interno dell'appartamento per vedere realmente cosa ci fosse dentro. In seguito, tramite le dichiarazioni di un collaborante, abbiamo avuto conferma dei nostri sospetti, in quanto questo collaborante dichiarò che si recò diverse volte
presso un appartamento sito in via Sturzo 22, dove era ubicata la sede della SACES e dove una volta avevo incontrato Ercolano Sebastiano, a quei tempi latitante. Disse pure che la SACES era una società di un'impresa edile che faceva capo a Santa Paola Salvatore, ma che colui che materialmente ricurava la gestione era l'Aiello Vincenzo. Noi allora facemmo richiesta e entrammo in possesso dei tabulati telefonici, perché la SACES aveva un telefonino, un cellulare, e quindi da un esame soltanto rilevato dei tabulati, quindi senza un confronto diretto con le conversazioni, uscirono fuori diverse utenze che noi ritenemmo fossero importanti per le indagini. Le ricorda? Sì, come no. A Catania uscì l'utenza di Pesce Antonio, uscì quella di Somma Tommaso, uscirono le utenze ovviamente della Prime Frutto, dell'MT, dell'AIA Costruzioni, della moglie del Galea, Mancuso Nunzia. L'AIA Costruzioni cos'è? L'AIA Costruzioni? L'AIA Costruzioni è una società dove erano dipendenti sia il Galea e sia l'Aiello. Penso che sia un'impresa edile, insomma, poi sinceramente non ho approfondito io gli accertamenti sull'AIA, quindi potrei dire qualcosa che non corrisponde alla realtà. Prego, altri? Sì, poi risultavano formulate le utenze della Gioè Anna, sorella del boss Gioè Antonino, poi l'utenza di La Barbera Gioacchino, uscirono fuori, le ho scritte qui, ma erano diverse utenze che noi ritenemmo potessero essere utili ai fini delle indagini. Se il Presidente l'autorizza. Sì, vorrei solo che ci indicasse sempre a quale atto suo fa riferimento. È una lettera. Scusi, osservo che adesso se indica anche quest'atto a cui fa riferimento, perché quello di prima non fa parte del fascicolo del PM, l'atto che ha letto prima. Sì, signore. È quello che pare, ho dichiarazione, ho interesse che sia per. Sì, signore, infatti. Quest'atto a cui mi riferisco adesso è una lettera di trasmissione indirizzata alla DDA di Catania, cortese attenzione del dottor Zuccaro, ed è datata 2 febbraio 95. In pratica con questa lettera io trasmettevo le risultanze dei tabulati telefonici e quindi dicevo che emersero l'utenza di Aiello Margherita, che è la sorella di Aiello Vincenzo, di La Barbera Gioacchino, di Gioè Anna, che è la sorella di Gioè Antonino, di Pesce Antonino, di Mancuso Nunzia, che è la moglie del Galea Eugenio, Somma Tommaso, Rizzo Nervo Gaetano, che negli anni passati, ricordo quando stavo a Messina, una sempre fonte anonima segnalava la presenza del Santa Paola presso Cesarò, doveva esserci una tenuta di caccia, e questo scritto anonimo diceva che Santa Paola frequentava questa tenuta, andava ospite del Rizzo Nervo Gaetano, e mi uscì fuori, quindi l'ho evidenziato per questo motivo. E il Mottantonio che era stato già oggetto di pregressi servizi, e Russo Santo in pratica non sarebbe proprio lui, sarebbe Russo Roberto, ma il telefonino è intestato al Russo Santo, era un collaboratore del Russo Roberto, un nuovo imprenditore edile. Come società invece uscirono fuori la Prime Frut, l'EMT, la SICOP di Mandonia Francesco, l'AIA Costruzioni, la COP, dove per parecchie volte noi tenemmo il telefono sotto controllo, dove fu rintracciato anche Aldo Ercolano, non vorrei sbagliarmi, mi sembra che poi fosse anche socio. COP dovrebbe essere cooperativa o prodotti petroliferi, qualcosa del genere, e l'IRA Costruzioni. Queste erano le principali ditte società che uscirono fuori. L'IRA Costruzioni? E l'IRA Costruzioni, sì. Di chi è, lo sapete? Come? Di chi è? Chi sono i soci dell'IRA Costruzioni? Mi sembra che siano Graci, Rendo, non so che siano soci, insomma, Costanzo, mi sembra che fosse una cooperativa, insomma, un'unione di diversi costruttori, diversi imprenditori. Lei poc'anzi ha citato Mottantonio. Sì. E il Mottantonio ha detto è stato oggetto di attività di indagini svolte da lei? Sì, io in pratica ho curato sempre lo sviluppo del tabulato telefonico del Mottantonio e sì anche degli accertamenti sul suo conto. In pratica ci uscì fuori che il Mottantonio lavorava o aveva lavorato presso lo studio tecnico del geometra Mangio Giuseppe inteso Enzo,
e che in passato per una questione di assegni era stato sottoposto a procedimento penale e che insomma questo anche dalle esultanze del suo tabulato uscirono fuori altre utenze telefoniche che noi ritenemmo utili, ma che adesso non ho qui con me, sinceramente non potrei elencare. Sempre con quale relazione ha riferito lei in ordine agli accertamenti relativi a Mottantonio? Ho riferito, ma adesso non so dirlo esattamente perché non ho con me il foglio di... Comunque fu riferito, trasmessi tutti i risultati del tabulato. Sì, ma qui ci sarebbe la necessità anche di andare a ricercare e a trovare queste relazioni di servizio o notizie di reato, quelle che siano. E soprattutto, Presidente, scusi, e soprattutto quali sono le sue fonti di conoscenza? Quali sono le fonti di conoscenza? Parlando del tabulato è una fonte di conoscenza. Sì, ma è anche negli altri... Comunque, avvocato, lei adesso farà il controesame e potrà fare le domande dirette al testo, se ritiene. Ha detto qualcosa? Quello dopo lo facciamo. Maresciallo, lei poc'anzi ha citato le utenze della Gioè e della Barbera. Può rilevare in che epoca vi sono stati questi contatti dai tabulati che c'ha, oppure non è un dato contenuto o accertato? Dai tabulati le so dire il giorno e l'ora esatta. Se però specifica sempre il tabulato, eventualmente... Sempre il tabulato, sì. Non lo come in ufficio, ma da lì possiamo rilevare sia l'ora che il giorno, anche il minuto, e la zona dalla quale è partita la telefonata. E Maresciallo, se magari questi tabulati li può in qualche modo individuare e far avere all'ufficio del pubblico ministero al più presto in copia, chiaramente il pubblico ministero si riserva di ricercare questi atti presso il proprio ufficio e metterli a disposizione eventualmente dei difensori laddove dovessero essere trovati. Certamente. Io sto cercando, se trovo qui, una lettera di trasmissione in cui si fa riferimento al periodo di attivazione di chiusura del telefonino della Saces, perché fu tenuto per circa 1 anno e mezzo, dopodiché fece la disdetta. Se lo può indicare, questo è un dato importante. Sì, ecco, quindi l'utenza fu attivata in data 21/5/92 e il contratto fu rescisso in data 8 febbraio 93, quindi meno di 1 anno. Voi avete mai potuto verificare chi avesse in uso questo apparato cellulare? Sinceramente, no, certezza non ne possiamo avere perché parliamo di un tabulato telefonico, però un collaboratore sempre di giustizia disse espressamente... Presidente, le chiedo scusa, non è la prima volta. Quello che dice il collaboratore non credo che lui possa riferirlo. L'opposizione viene rigettata, può riferire, può proseguire, Maresciallo. Sì, dicevo soltanto che un collaboratore di giustizia nell'ambito di un'inchiesta romana disse di aver conosciuto la Iello Vincenzo e che lo stesso faceva uso di un cellulare intestato alla Saces. Senta, lei poc'anzi ha parlato anche di un altro collaboratore di giustizia. Sì. Può indicare il nome del... Sì. Il primo collaboratore che disse che nella via Sturzo passava parte della sua ordinanza a Santa Paola Salvatore era Pattarino Francesco. Mentre il secondo? Mentre il secondo la Barbera Gioacchino. Ma sul secondo non vorrei essere... Sì, mi sembra fosse proprio la Barbera Gioacchino che disse questo. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra fosse lui. Tornando alle relazioni di servizio per lo spostamento della Galea, Maresciallo. Sì.
Ricorda se in quell'occasione furono fatti accertamenti sulle persone o sui documenti o bagagli? Si riferisce sempre al viaggio che effettuarono per la Romania? Sì, mi riferisco esattamente certo. alla relazione di servizio Sì, che io ho con data 18 giugno 91, cioè perché noi abbiamo a disposizione due relazioni di servizio, una con data 15 giugno 91, l'altra in data 18/6/91. Quella fu la data del rientro, infatti. In pratica, noi sempre da tabulati in possesso dell'Italia sapevamo il giorno del rientro dei soggetti. Dovevano arrivare nel primo pomeriggio, poi ci fu uno sciopero aeroportuale. Chiedo scusa, i tabulati, quali tabulati per intenderci? Non so esattamente come si chiama, quelli all'Italia, la lista dei voli, la lista volo. No, giusto per distinguere dagli altri tabulati. Sì, no, è la lista dei voli, con i nominativi inseriti, ecco. In pratica l'aereo portò anche del ritardo e arrivò alla sera, saranno state le 8:30, 20:30 della sera. E al posto, scesero sempre i 4 soggetti, al posto dell'Anastasio Roberto, dell'Aiello Alfio Maria invece, si accompagnava al Galea un certo, fu identificato in seguito, Russo Antonino mi sembra che si chiamasse. Noi per avere certezza sia del nominativo e sia per vedere cosa potessero trasportare i soggetti, li facemmo controllare nell'area doganale anche con l'ausilio di alcuni colleghi di Roma. E furono fotocopiati i passaporti, i documenti, addirittura al Musmeci Costanzo fu trovata una ricevuta emessa da una banca rumena per un importo di $10.000. Ci fu un particolare però che noi stupì. In pratica, non appena i doganieri si avvicinarono a questo gruppo, il Russo Antonino si distaccò e durante il controllo effettuato all'interno di una stanza disse di non conoscere né il Galea né gli altri. Mentre quando poi il Galea uscì prima del Russo Antonino e con passo veloce si diresse verso i voli nazionali. Poi notammo che il Russo Antonino rincorse il Galea con passo veloce, anche lui, si ricongiunse e continuarono a parlare e chiacchierare. Quindi non capimmo il perché negare questa conoscenza, questa amicizia. Questo fu un elemento strano per noi. Senta, è possibile per lei rilevare i documenti fotocopiati o diciamo nella disponibilità delle persone, eventualmente consultando la relazione? Dovrebbero essere in possesso al Rosso di Messina. No, chiedevo consultando eventualmente le relazioni a sua firma. Sì, perché se non erro in quella del 18/6/91 dovrebbero essere indicati. Dovrebbe essere questa qui che l'ho fatto io. Eccola qui. Lei si riferisce ai documenti che furono fotocopiati in possesso al Galea e agli altri? Sì. All'Anastasio Roberto dunque fu fotocopiato un passaporto con i timbri di entrata e di uscita per Santo Domingo, Venezuela e Romania, un foglio di carta con annotate 18 utenze telefoniche con accanto ciascuno un nome di donna, un biglietto da visita a nome Domiron SRL, società di mixta con sede in Bucarest, Romania, un bigliettino con annotato indirizzo di Dubre Silvia e un bigliettino con annotato indirizzo di Pagnina Luciano. Al Galea Eugenio invece fu fotocopiato il passaporto con i timbri di entrata ed uscita dalla Romania, un biglietto da visita intestato al dottor Alexandrescu Giorgio, una tessera di accesso per la base militare di Sigonella e al Musmeci Costanzo il passaporto con timbri di entrata ed uscita per Santo Domingo, Venezuela, Bulgaria, Budapest e Romania. E poi quella ricevuta bancaria emessa dalla banca romena De Comert Exterior di Bucarest, emessa in data 19/4/91 per l'importo di lire $10.000 a nome di Musmeci Costanzo. Questi furono i... Per Russo Antonio aveva già detto, vero? Russo Antonio sì, ho detto che Russo Antonio si unì. No, dico dei documenti. No, chiedo scusa. Russo Antonio, un passaporto con timbri di entrata ed uscita dalla Romania, un assegno bancario della Cassa Centrale di Risparmi Vittorio Emanuele, agenzia di Paternò, dell'importo di lire 3.080.000, intestato lo stesso, con data di emissione 30/9/91,
un assegno bancario della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele, agenzia di Raddusa, dell'importo di lire 1.250.000 intestato a Di Maria Michele, con data di emissione 30/7/91. Un assegno bancario della Banca Popolare Commerciale Vittorio Emanuele, agenzia di Paternò, dell'importo di lire 650.000 intestato lo stesso a firma illeggibile con conto corrente numero 96692 con data di emissione 5/7/91. Un assegno bancario della Banca Popolare Commerciale Vittorio Emanuele, agenzia di Paternò, dell'importo di lire 750.000 intestato lo stesso a firma illeggibile con conto corrente numero 96692 con data di emissione 10/7/91. Dunque, stiamo parlando di questo viaggio che si ha fra il 14 o 15 giugno e il 18 giugno, è così? Sì, e poi rientrarono la sera del 18. Lei ha detto però, se non ricordo male, che vi sarebbero stati altri viaggi in Romania. Ecco, le chiedevo, questo da cosa le risulta? Mi risulta dall'intercettazione telefonica dell'utenza del Galea Eugenio e dell'Aiello Vincenzo. In occasione di prospettati spostamenti, voi avete espletato altri servizi? Che io ricordi, no. Che io ricordi. Riguardo inerenti ai viaggi fatti in Romania. Potrebbero essere stati effettuati forse quando io ero assente, ecco. Volevo chiederle, questa attività di accertamento, non ricordo se l'ha già riferito, che riguardava il Galea, l'Aiello e le altre persone di cui ha detto, fino a quando si è svolta? Lei, se non sbaglio, ha indicato una data di inizio nel 90.